silenzio elettorale, domani si vota per le elezioni europee ed amministrative, quasi 4 milioni i veneti chiamati alle urne. Election Day con il voto per le amministrative in 321 comuni. Un appuntamento, quello elettorale, che Antenna 3 seguirà con una lunga diretta, speciale Ring in onda domani sera a partire dalle 22:30. Ospiti, collegamenti, risultati, l'esito del voto in diretta TV. Un altro pericolosissimo tuffo dal ponte di Rialto. Ieri sera un 44enne sloveno ubriaco si è lanciato in Canal Grande sfiorando un vaporetto. Giallo a Vicenza dopo il ritrovamento davanti alla Basilica Palladiana di grandi macchie di sangue, in corso accertamenti per capire cosa sia accaduto. Coppia di Rubano nel mirino degli animalisti, 2 sono accusati di avere infastidito i gatti di una colonia felina. Mototerapia in ospedale a Treviso, il campione mondiale di freestyle Vanni Oddera ha portato momenti di allegria ai piccoli pazienti della pediatria. Inedito spettacolo ieri mattina nel cimitero di Cortina d'Ampezzo, 6 cervi hanno superato la recinzione e sono stati filmati mentre correvano tra le sepolture. Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione regionale dei TG di Antenna 3. Sabato di silenzio elettorale, quello di oggi. Domani si vota per le elezioni europee ed amministrative. Sono quasi 4 milioni i veneti chiamati alle urne. Election Day per le amministrative, appunto, in 321 comuni del Veneto. Vigilia di Election Day, scattato dalla mezzanotte il silenzio elettorale, domani urne aperte dalle 7 alle 23. 9.332.769 gli elettori della circoscrizione nord-est chiamati al voto per il rinnovo dell'Europarlamento, 3.995.049 quelli veneti. Si vota tracciando un segno sul simbolo del partito prescelto, possibile esprimere fino a 3 preferenze, attenzione all'alternanza di genere, uomini e donne per i candidati, pena l'annullamento del voto. Immediato lo spoglio dalle 23, mentre quello per le amministrative inizierà alle 14 di lunedì. Impegnati in Veneto 1.677.182 elettori che dovranno esprimersi anche nei propri comuni per l'elezione di sindaco e ben 3.850 consiglieri comunali. In 321 dei 563 comuni veneti gli elettori riceveranno quindi la doppia scheda. Se Rovigo è l'unico capoluogo veneto al voto, 33 complessivamente i comuni della provincia rodigina chiamati alle urne, è il territorio di Vicenza ad avere il maggior numero di municipi alle urne. 80 comuni a rinnovo, tra cui spiccano, con più di 15.000 abitanti e quindi a potenziale rischio ballottaggio il 9 giugno, Bassano del Grappa, Arzignano, Montecchio Maggiore, Schio e Valdagno. Seguono, entrambe con 56 comuni, Padova e Treviso. Nella Marca sono 4 i centri oltre i 15.000 abitanti, Vittorio Veneto, Mogliano, Paese e Preganziol, 4 anche nel Padovano, Cadoneghe, Monselice, Rubano e Selvazzano. 49 i municipi che cambieranno compagine amministrativa a Verona, tra i quali San Bonifacio, Negrar, Pescantina e Legnago, 32 nel Bellunese, nessun centro oltre i 15.000 abitanti, ma a rinnovo comuni come Longarone, Agordo e Roccapietore. Infine la provincia di Venezia, solo 15 comuni al voto, i più popolosi Noale, Scorzè e Spinea. Per la prima volta in assoluto si vota nei comuni nati dalle fusioni, Colceresa, Lusiana Conco e Valbrenta nel Vicentino, Borgo Valbelluna nel Bellunese e Pieve Grappa nell'Alto Trevigiano. Un appuntamento, quello elettorale, che Antenna 3 seguirà domani con una lunga diretta speciale Ring in onda domani sera a partire dalle 22:30. Urne aperte domani dalle 7 alle 23 per il voto europeo ed amministrativo. Subito dopo la chiusura dei seggi comincerà lo spoglio delle schede, un appuntamento che Antenna 3 seguirà con una lunga maratona elettorale in onda a partire dalle 22:30 di domenica. Puntata speciale di Ring con i risultati dello spoglio in tempo reale, ospiti in studio, commenti sull'andamento del voto, collegamenti in diretta, una lunga notte per scoprire chi sarà a rappresentare il nostro territorio nel prossimo Parlamento europeo e gli effetti che il voto di domenica avrà sul governo e la politica nazionale. Un appuntamento da non perdere, quello di domenica notte su Antenna 3,
che tornerà sempre in diretta ad analizzare il voto con tutti i risultati delle amministrative nei 321 comuni veneti chiamati alle urne. Nuovo appuntamento dunque sulla nostra emittente lunedì a partire dalle 12:30 e poi in prima serata dalle 21:15 torna Ring con tutti gli ultimi aggiornamenti e i commenti sull'esito del voto. La cronaca, ora andiamo a Venezia, un altro pericolosissimo tuffo dal ponte di Rialto. Ieri sera un uomo ubriaco si è lanciato in Canal Grande sfiorando un vaporetto. Ci aggiorna al telefono in diretta da Venezia Filippo Fois. Buongiorno Filippo. Sì, buongiorno da Venezia, ancora una volta teatro di un gesto sconsiderato da parte di un turista, un gesto che poteva avere delle conseguenze gravissime, come avete detto, un ennesimo tuffo dal ponte di Rialto in Canal Grande. Questa volta è accaduto attorno alle 8:15 di ieri sera. Il protagonista è uno sloveno di 44 anni che dopo l'impresa si era dileguato, ma poi è stato rintracciato e denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti e per violazione del regolamento comunale. L'uomo è stato anche multato di 500 euro e inoltre la polizia municipale ha segnalato il suo comportamento all'ambasciata slovena. Il tuffo è avvenuto in preda all'alcol in un momento in cui il Canal Grande è trafficatissimo sia di vaporetti e di motoscafi, quindi si è trattato di un gesto molto pericoloso. Ricorderete quando nell'agosto del 2016 un marinaio della Nuova Zelanda si era tuffato dal ponte colpendo poi un taxi che passava in quel momento e perdendo la vita. Un gesto che poi poteva avere conseguenze gravi anche per chi si trovava alla guida del motoscafo. C'è un nuovo regolamento molto più severo a Venezia, certi comportamenti però sembra che continuino, almeno per ora, a ripetersi. Per il momento è tutto, vi restituiamo la linea. Restiamo a Venezia, un uomo ha perso la vita questa mattina precipitando dalla Basilica di San Giovanni e Paolo. L'allarme è stato lanciato dai passanti che hanno visto il corpo a terra davanti alla facciata della chiesa, erano circa le 7 di mattina. Secondo le prime notizie si tratterebbe di un 25enne tedesco, sull'episodio sta indagando la polizia. Sul lato sud della Basilica è presente un'impalcatura che potrebbe essere stata utilizzata dal giovane per salire prima di compiere il gesto estremo. Giallo a Vicenza questa mattina, ampie chiazze di sangue sono state trovate sulla pavimentazione di Piazzetta Palladio in pieno centro. Vediamo. È mistero fitto sulle chiazze di sangue rinvenute stamane in centro storico a Vicenza. Ampie macchie di sangue sono state notate dai primi passanti che animavano il salotto buono cittadino a 2 passi dalla Basilica Palladiana e dalla statua dedicata al grande architetto veneto. L'AIM ha subito provveduto a ripulire la pavimentazione e tutto è tornato alla normalità. Ma la voce si è subito diffusa e ora tutti si chiedono cosa sia accaduto durante la notte. Resta da capire infatti se si tratti di sangue umano e se le chiazze siano dovute a una rissa o a una colluttazione. In questo caso si tratterebbe dell'ennesimo episodio di degrado avvenuto nel capoluogo bellico nelle ultime settimane. Torniamo ora a parlare del focolaio di tubercolosi alla scuola di Motta di Livenza dopo i nuovi 9 casi di positività ai test. 3 adulti e 6 bambini positivi ai nuovi test sulla tubercolosi eseguiti dall'ULSS 2 a completamento degli accertamenti sul focolaio alla scuola di Motta di Livenza originato dall'infezione che aveva colpito una maestra. Ci aspettavamo una positività nell'ordine dell'1%, abbiamo avuto qualche valore superiore, io mi aspettavo complessivamente 4-5 positività, ne abbiamo avute 9. Non è un valore elevatissimo, comunque è significativo. Sottoposti al test 404 bambini e 72 operatori scolastici. I nuovi 9 casi positivi non indicano necessariamente la presenza della malattia, ma un contatto significativo con il bacillo che necessita di ulteriori approfondimenti. Siamo chiamati però ad approfondire attentamente questi 9 casi. In particolare i bambini hanno eseguito tra ieri e oggi gli approfondimenti radiologici. Probabilmente alcuni di loro andranno ad eseguire un attacco di ulteriore approfondimento.
tutti hanno fatto una valutazione pediatrica specialistica. Alcuni di loro eseguiranno, se non tutti, il gastroaspirato per vedere se nei succhi gastrici è per caso presente il bacillo di Koch e poi si deciderà il percorso terapeutico più opportuno. In totale i casi di TBC conclamata a Motta sono 10, quelli di positività al test Mantoux salgono a 54. Con questi nuovi test, conferma l'ULSS 2, il grosso del lavoro può considerarsi concluso. È possibile che esca qualche singolo caso di positività alla Mantoux anche nelle prossime settimane, ma grandi numeri di positività come quelli che abbiamo registrato un paio di mesi fa non li vedremo più. E continuiamo con la cronaca, restando in provincia di Treviso. Salto fallito l'altra notte al Media World, furgone Ariete scagliato contro la serranda. Vediamo. Ore 22:30, zona commerciale di Olmi a San Biagio di Callalta. Nel piazzale di fronte al Media World dei malviventi a bordo di un furgone Ariete si sono scagliati contro la porta d'uscita del negozio di elettronica. I banditi pensavano di realizzare un gran bottino, il colpo invece è fallito pochi minuti dopo. Tutto era definito nei minimi dettagli. La banda di malviventi non aveva calcolato però la robustezza della serranda fra una porta e l'altra. I ladri, una volta scagliato il furgone a tutta velocità contro la porta vetri dell'uscita, mandandola in frantumi, si sono inesorabilmente fermati contro la saracinesca posta a protezione del negozio. L'hanno sfondato dalla tratta qua davanti, vabbè, quella lì è il cristallo, però la serranda, non sono andati oltre la serranda, ecco. Sul posto sono giunti i carabinieri che ora indagano sull'episodio. I danni sono stati fortunatamente limitati. Oggi gli operai da subito hanno iniziato il lavoro per le riparazioni della serranda. Al setaccio saranno passate le telecamere sia del Media World che della zona industriale. Hanno modificato una centralina per migliorare le prestazioni del camion rendendolo super inquinante. Il mezzo è stato sequestrato, è caduto a Campo San Piero. La polizia locale del Camposampierese a caccia di camion truccati. Gli agenti hanno trovato una centralina illegale nascosta nell'abitacolo, meccanismo che serviva per saltare il sistema del liquido AdiBlu, il carissimo liquido anti-inquinamento obbligatorio sui camion e non solo, che se non tenuto in efficienza rallenta le prestazioni del mezzo. Se si salta la centralina si evita di mettere il liquido risparmiando un bel po' di soldi, ma inquinando molto di più. Il risultato però è il sequestro del mezzo da parte della polizia locale e una multa da 422 euro. Gli agenti stanno indagando per scoprire se si tratti di un comportamento singolo o di un vero e proprio metodo. E restiamo in provincia di Padova, accusata di molestare una colonia felina. Una coppia di Rubano è finita nel mirino di 100% animalisti. Battaglia animalista attorno ai gatti della colonia felina di Rubano in via Genova. Secondo quanto afferma l'organizzazione 100% animalisti, gli animali sarebbero continuamente molestati da una coppia di abitanti del quartiere e così, dopo un primo avvertimento, nello stile del sodalizio, è stato fatto scattare un blitz con lo scopo di far capire a questi signori che i gatti e la gattara devono essere rispettati, come affermato da un comunicato. La coppia in questione si è però sentita minacciata dal blitz animalista e si è chiusa in casa chiedendo aiuto ai carabinieri. All'arrivo dei militari, senza troppe sorprese, tra gli altri è stato identificato il personaggio più in vista del gruppo, Paolo Mocavero, non troppo spaventato per il daspo urbano che lo ha già da poco colpito a Padova per ulteriori attacchi. Solo il tempo dirà se i gatti verranno lasciati in pace e se la coppia identificata come colpevole dagli animalisti potrà vivere senza ulteriori minacce. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione regionale dei nostri telegiornali. Spazio ora alla nostra rubrica Lo dico ad antenna, che ci porta oggi a Musano di Trevignano in provincia di Treviso con l'appello di una vedova per la sistemazione di un blocco di loculi del cimitero. A dicembre è morto mio marito di 5 anni fa
e dopo 4 anni sono andata dal sindaco e ho chiesto se gentilmente se poteva fare una tettoia. Ha chiamato Antenna 3 la signora Paola per vedere se finalmente riuscirà a vedere esaurita la sua richiesta. Siamo nel cimitero di Musano di Trevignano. I loculi nell'ex cappelletta del Camposanto sono sprovvisti di una copertura che consenta un po' di riparo a chi, come Paola, vuole fermarsi a dire una preghiera davanti alla sepoltura del proprio caro. Una richiesta semplice, quella della signora, che però, nonostante i ripetuti rinnovi dell'appello, non ha avuto seguito. L'ultima risposta avuta dall'amministrazione comunale, racconta la vedova, risale allo scorso autunno. Guarda, fasemo, però bisogna vedere, e comunque entro a fine anno, che sarebbe stato l'anno scorso, dovremo fare, perché sennò perdiamo i soldi. Siamo a metà maggio di un anno dopo, i soldi, non si sa dove che sia finiti, quindi adesso chiedo gentilmente se può avere questa tettoia e un po' di marciapiede, perché l'ultima pioggia che ha fatto l'acqua arrivava fino a qua. Per mettergli un fiore a mio marito ho dovuto togliermi le scarpe. Una tettoia che assicurerebbe anche una maggior protezione ai fiori, con conseguente maggior decoro dei loculi. Si rovina col vento, con la pioggia che batte, o te li metti di plastica perché sia sempre un fiore, un segno, e se no bisogna che te venga tutte parti tutti i giorni comunque, però è giusto che sia curato. La mototerapia è arrivata in ospedale a Treviso. Il campione mondiale di freestyle Vanni Oddera è stato a trovare ieri pomeriggio i bimbi della pediatria del Cafoncello per portare momenti di allegria ai piccoli pazienti, ed oggi il campione con il suo team si recherà in ospedale a Conegliano. Con la moto lungo i corridoi dell'ospedale, con la voglia di saltare l'ostacolo, di rubare tempo alla malattia e portare tanta gioia ai baby pazienti ricoverati nel reparto di pediatria del Cafoncello. È questo lo spirito della mototerapia che Vanni Oddera, campione mondiale di freestyle motocross, ha voluto portare fra i bambini. Perché la moto deve essere per pochi, può essere per tutti, quindi ho voluto portare la moto in ospedale, fare le mototerapie per i ragazzi disabili. Per il campione ed il suo team, composto da tanti professionisti delle due ruote, non è la prima volta che la mototerapia entra nei corridoi dei reparti pediatrici. E con questa iniziativa che Vanni ha inventato e noi tutti del team da boot seguiamo con grande interesse, è veramente una grossa emozione tutte le volte essere all'interno degli ospedali, portare una ventata d'allegria e passare un'ora assieme togliendo del tempo alle problematiche, penso che non abbia prezzo. Corse con le moto elettriche in grado di regalare momenti indimenticabili ai bambini. In sella alle moto per regalare il vento in faccia a qualcuno che sensazioni di questo tipo non le ha mai provate. La cosa bella è che tutto questo, oltre a fare del bene a chi riceve, fa del bene anche a chi guarda, perché gli fa scatenare poi quella luce dentro, quella scintilla che accende le persone a voler fare. Non è stato facile per i campioni entrare in ospedale con le moto, ma l'iniziativa è stata fin da subito accolta favorevolmente dalla direzione dell'ospedale. Bellissimo, ma soprattutto bello perché sta portando veramente amore e allegria tra i bambini, e questa è una grande cosa. Significa anche all'interno della pediatria dell'ospedale trovare la normalità e le felicità della vita e il divertimento soprattutto. Anche i bambini con disabilità, si vede dagli occhi che sono felici. Inedito spettacolo ieri mattina nel cimitero di Cortina d'Ampezzo. Vediamo di cosa si tratta. Ma lassù si va fuori. Saltano sepolture e recinzioni con eleganza, corrono tra i loculi, riescono nel vialetto, uno scivola, si rialza ed il branco di cervi procede nella sua corsa verso la cappelletta fino poi a sparire e tornare a scorazzare tra prati e boschi. Ha dell'incredibile il video girato ieri mattina nel cimitero di Cortina d'Ampezzo da attoniti visitatori del Camposanto che si sono trovati di fronte a questo spettacolo davvero insolito. Un video che sta facendo il giro del web per questa inusuale escursione del branco giunto sino al cimitero della Perla delle Dolomiti.
Ed ora proseguiamo andando al Lido di Venezia, dove è stato inaugurato il Museo del Mare. Tra le tante personalità intervenute anche l'ambasciatore del Regno del Lesotho. Più di 250 persone hanno affollato l'inaugurazione ufficiale del Museo del Mare, ideato dal capitano Ferruccio Falconi al Lido di Venezia. Custoditi in via Biagio e Zulian, a 2 passi dal centro dell'isola, circa 500 pezzi, tra oggetti piccoli e grandi che rappresentano la storia marinara e contadina di Venezia. Con il dottor Bacialli, Luigi Bacialli, alla Giudecca facevamo le conferenze per la marineria finalizzate al ritorno dei veneziani all'armamento, alla passione per la navigazione e per le navi. Il Museo di Falconi è anche un monito a difesa della tradizione veneziana e l'iniziativa dell'inossidabile capitano, oggi 92enne, ha ricevuto anche la medaglia d'oro. Questa medaglia d'oro dei marinai d'Italia mi fa particolarmente felice perché è la terza medaglia d'oro che ricevo, una da Genova e una da Spezia, e medaglie date non dai politici ma dai marinai. All'apertura del museo, che è visitabile gratuitamente, sono intervenute varie personalità, tra le quali l'ambasciatrice del Regno del Lesotho, di cui Falconi è console, che ha annunciato in futuro anche la possibile visita del re del Lesotho, e il presidente dell'Ateneo Veneto Giampaolo Scarante. Questo museo è unico al mondo perché conserva dei reperti che presenta in uno scenario di dipinti eseguiti a 4 mani da me e dal grande mio amico Giacomo Vaccaro. Restiamo a Venezia perché l'artista Banksy continua a far parlare di sé. Dopo la cacciata da Piazza San Marco c'è stato l'invito del sindaco in municipio, ora si sa che anche un recente graffito è opera sua. Sentiamo che cosa ne pensano i veneziani. Banksy arriva a Venezia, Banksy viene allontanato da Piazza San Marco, Banksy viene invitato dal sindaco in municipio. In attesa di questo incontro ufficiale emerge che il graffito comparso a San Pantalon una settimana fa, intitolato Naufrago bambino, con un piccolo profugo ritratto con il giubbotto salvagente e in mano un fumogeno, è opera sua. Continua a far discutere invece quanto gli sarebbe capitato durante l'esposizione non autorizzata in Piazza San Marco dell'installazione mobile intitolata Venice in Oil, un quadro scomposto raffigurante una grande nave da crociera. Sono intervenuti i vigili per verificare che fosse autorizzato, non lo era e lo hanno invitato ad andarsene. Giusto allontanare un artista da una città come Venezia o si poteva essere più tolleranti? Mi penso che l'artista doveva saperlo che in Piazza San Marco ti c'appia multa, doveva saperlo. Ecco. Io ritengo che non sia stata fatta una mossa proprio azzeccata. L'arte è un'espressione libera, è un'espressione gratuita, è gratis, le persone sono libere di vedere le esposizioni degli artisti e mi pare che la mossa sia stata errata, sbagliata. Diciamo che alla provocazione si è risposto in modo ottuso, mettiamola così, secondo me. Non c'è spazio per le provocazioni, mi pare di capire. Assolutamente, non è una città che si sta vendendo completamente al mercato sicuramente. Un artista, come ti fa a dire? Tutti sei artisti, se ti vado in giro e tutti artisti qua. Va. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, come sempre ci salutiamo guardando insieme le previsioni del tempo per le prossime ore. Buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Nella giornata di sabato 25 maggio il tempo risulterà lievemente instabile in alcuni settori delle nostre regioni, ma diamo uno sguardo più approfondito con l'aiuto della grafica. Sul Veneto il cielo sarà a tratti coperto con qualche rovescio sul bellunese e sui settori più occidentali. Altrove invece si manterrà in genere più asciutto. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime gradevoli tra 19 e 23 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo sarà in genere buono con ampio soleggiamento, salvo per qualche annuvolamento entro la serata sui monti dell'Udinese, anche con dei piovaschi. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime comprese invece tra 19 e 22 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà invece spiccatamente instabile, con temporali un po' dappertutto e localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra 19 e 21 gradi. Dalle meteo di Antenna 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.